troppa gente nella festa. Sembra una fregatura, sembra uno scherzo. Però cioè, alcuni credono che bere sia facile. Non è facile, uno beve perché a volte la provenienza della famiglia, dei vicini di casa che rompono le scatole, che uno per non ammazzare lo dice bevo. Così è, purtroppo è così. E non ci sono dottori che ti curano, perché quando vuoi un dottore per curarti costa troppo, oppure il dottore ti dice non tiri su il gomito, e allora tu impari a bere così e ti fa male lo stesso. Un altro dottore che dice lei il vino la beve lontano dai pasti. Sì, la danneggiana in cortile, la pompa in cucina e ti fa peggio, perché scende a caduta e scende molto. E allora non puoi guarire. E noi dobbiamo lottare per salvare la gente che beve alcol. Sì, bisogna salvarla perché non ci sono cure. I medici sono capaci a dire a te, stia attento che l'alcol è un veleno che ti uccide lentamente. E gli alcolizzati dicono, ma noi fretta non ne abbiamo. E allora che cosa ci hanno curato alla fine? Loro? Ma che caspita ci hanno curato? Siamo noi, la popolazione, che dobbiamo combattere per salvare la gente. Faremo un grande concerto, ci raduneremo tutti quanti in coro. Lo chiameremo questo concerto 30 ore per la vigna. Grazie. Dove tutti daremo il nostro contributo e metteremo soldi e così la gente non beverà più alcol. Canteremo le canzoni più belle. A me il medico mi ha detto, lei deve fare, per smettere di bere, grandi passeggiate. C'ho il bar a 8 km, non dovrei bere, no, non c'entra niente. Ho fatto Cagliari-Sassari a piedi, ognuno va dove vuole. Io sono andato a Sassari, partito da Cagliari alle 6 della mattina, alle 7 di sera vedevo Sassari come se fosse ancora lì. Vicino, vicino, si vedeva l'imbrunire, il sole che stava calando da una parte e la luna dall'altra, e si vedevano sembravano due stelle, erano due motobiciclette, di quelli ragazzi che partono alle 7 di sera, che passano a bordo strada e se vedono un uomo camminando, lo passano vicino con la motocicletta, con la ruota davanti, il movo ancora, mai toccato in terra, quello che impenna. Passano vicino e ti buttano nel fosso. È vero, lo facevo io da ragazzino. E allora non c'era motobicicletta, c'era l'asino che correva. Correvo con l'asino, passavo vicino, è vero, l'asino non impennava solo se vedeva l'asino femmina, se no non impennava niente. E questi qui, furbi, mi volevano buttare nel fosso a me, o Sassarese, quando erano vicini, mi sono messo in mezzo alla strada, così me ne passano da una parte o dall'altra, li frego, ragazzi che me ne porto. Mi sono messo in mezzo alla strada, un disastro, era un camion. A momenti lo spaccavo in due, e preso proprio così, dovevate vedere, vedevo tutto al rallentatore. Ruote che volavano, parafanghi pieni di fango che volavano, tutto al rallentatore, i vetri volavano tipo sale, si vedeva tutto volare, le ruote di scorta, un portafoglio volando una mano dietro, avevo un occhio in tasca dell'autista, uno specchietto del camion, è arrivata l'ambulanza piangendo. Sono
scesi dalla macchina in due, il signor Rambo e il signor Lanza, la razza famiglia, ladroni, sì. Mi hanno rubato i soldi dalle tasche dentro la loro macchina, ladroni, sì. Mi hanno appeso un bottiglione di vino con una pompetta e un ago nel braccio, per ubriacarmi il braccio, non si fa. E allora l'ambulanza è partita. Oh, ci ha impiegato anche meno, eravamo lì proprio, arriviamo all'ospedale, la mala sanità, dovevate vedere lo schifo della porcheria, c'erano i dottori sopra le suore sotto i dottori e le infermiere, tocca a me. Maleducanza, non è possibile, non si può in questo modo assistere a guarire la gente. Io ho buttato lì con tutti i cerchietti fuori posto della carrata rotta, piangendo, dottore mi salvi chi può. E allora mi hanno preso e mi hanno portato in sala operatoria e allora lì mi appriscono e controllano, dopo anche prima. Cioè, sembravo guarito, l'indomani dolori, oh mi aprono lo stomaco, hanno lasciato un portacenere con 2 sigarette accese nello stomaco, non si può, non si fuma quando, e questa è la mala sanità, non è possibile. E allora lì mi hanno riportato in sala, guariscono, sembravo guarito, l'indomani ancora dolori, dottore sono malato, mi portano nuovamente, apro un cellulare acceso nel mio stomaco. Non si può, con questi telefoni stanno prendendo alla mazza, non fa. E allora a un certo punto sembravo guarito, l'indomani ancora dolore, dottore, ho detto dottore, o mi mettete una chiusura lampo o cambio ospedale.